Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con live di friulitv.net. Apriamo con gli aggiornamenti di cronaca. I carabinieri del radiomobile di Aurisina, nel corso di controlli di Retrovalico Fernetti, hanno rintracciato un moldavo di 43 anni nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Milano. Deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione per riciclaggio. L'uomo faceva parte di un gruppo criminale dedito al riciclaggio all'estero di autovetture italiane. La banda si procurava documenti esteri di immatricolazione di auto di lusso già immatricolate nel nostro paese e dopo averle portate nell'est Europa ne denunciava falsamente il furto alle autorità italiane. Talvolta, su commissione, commetteva veri furti di singoli componenti di fuoriserie come navigatori satellitari, sedili in pelle e radica. Una volta scoperti, i membri dell'organizzazione erano spariti dalla circolazione. A rintracciare l'uomo è stata una pattuglia della radiomobile di Aurisina che, notata una Porsche particolarmente lussuosa, ne ha controllato l'autista all'interno. L'uomo ha cercato di sviare i carabinieri fornendo false generalità, ma i militari lo hanno condotto in caserma per accertamenti, scoprendo ben 6 alias, il fatto che fosse ricercato per riciclaggio. Al termine degli accertamenti lo hanno arrestato e tradotto al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso parliamo di traffico, perché il grande esodo d'agosto. Punta record di 3.500 transiti all'ora sulla A4 con un incremento di passaggi all'Isert dell'11% rispetto allo scorso fine settimana. Il traffico è complessivamente aumentato del 2% rispetto a sabato scorso, con una proiezione a fine giornata di quasi 200.000 veicoli. Autovie Venete in una nota sottolinea che tuttavia l'intero sistema autostradale della rete ha retto, precisando che il merito è della terza corsia che in particolare al nodo di Palmanova ha reso più fluido il traffico nelle 6 direttrici da verso il nord Italia e il centro Europa. Al casello dell'Isert si registrano alle 15 5 km di coda. Chi non vuole incolonnarsi alla barriera può optare per Re di Puglia o Villesse per raggiungere più facilmente i valichi verso la Slovenia. Traffico regolare invece alla Tisana, San Stino e Cessalto. Code interessano il casello di San Donà di Piave, dove si è registrato un incremento di transiti in uscita, più 8%. La variazione più alta, 12% in più, alla barriera di Cordignano, segno evidente di chi preferisce fare il bypass A27 e A28 per non affrontare le code a tratti per tutto il giorno che hanno caratterizzato il tratto a 2 corsie tra Meolo e La Tisana in direzione Trieste. Per domenica è prevista un'altra giornata di traffico intenso in entrambe le direzioni. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22. Parliamo adesso del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perché su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 96 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi, 1,17%. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Oggi non si registrano decessi, 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva con una percentuale di occupazione di posti letto dell'1,1%, mentre i pazienti in altri reparti sono 20, pari all'1,6% dei posti letto a disposizione. Tra il personale del sistema sanitario regionale si registra la positività di un tecnico, un amministrativo e 2 infermieri all'azienda del Friuli Centrale e di un terapista della riabilitazione dell'azienda sanitaria del Friuli Orientale. Friuli Occidentale, scusate, tutti risultano aver completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni.
Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione, così come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture né tra le persone rientranti dall'estero. E ora ci trasferiamo a Trieste con un servizio. Dottore Zilli, oggi lei ha accompagnato la delegazione della FAO in visita a queste 3 eccellenze dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Quali le impressioni? Io credo che sia stata una mattinata molto interessante per far conoscere le nostre eccellenze, dal caffè di Illy al San Daniele ad una start-up importante come Zero. Sono elementi che vanno a qualificare ancora di più la nostra offerta, che non è soltanto un'offerta enogastronomica di grande profilo internazionale, ma anche di start-up per quanto attiene le nuove culture. Siamo soddisfatti di questa interlocuzione e siamo convinti che sarà uno dei tanti passi per promuovere ancora di più il nostro territorio. E con questa notizia è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vi ricordiamo che ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti comunque, e buon sabato, e buon fine settimana. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.